guarda Italia, occhio. È arrivata anche gente in camper. Sì, attento, occhio, perché non è che hai parcheggi poi per andare all'osteria senza oste, mi raccomando. Gira a destra. Credo che abbiamo sbagliato un po' la strada. Italia, aggiornamento non solo Google Maps di merda, ma anche mappe di Apple di merda, mi raccomando. In ogni caso, vedi, i parcheggi sono a 2.400 metri, oppure lungo la strada. Non sognarti di entrare dentro qua in camper, altrimenti poi come esci? Vedi, in macchina io parcheggiavo qua, però in camper scordatelo, è troppo stretto, non ci entri. Hai raggiunto osteria. Another person left a suicide note. Couldn't find enough love or hope. Working full time on the minimum wage can cover all that needs to be, and drowning in the weight of everything and love. Proprio qua, qui dentro vedi il frighetto. Guarda che bello, hanno tutti i bigliettini, i saluti, i ricordi. Sono quei vassoi di cartone, mentre prima c'erano i taglieri. Però dai, il concetto c'è ancora. Sì, è rimasto. Pur con la cosa Sì, sarà da 20 anni non ci vengo più qua. Troppo turistico è diventato il posto, cioè troppo conosciuto per quello che Sì. per quello che è, per quello che è, perché tutto a pagamento, tutto. Vabbè, no, vabbè, quello ovviamente a pagamento. No, devo vedere la capra, Dio caro. Là, alla finestra. Vabbè, ma ci sono le uie davanti. Everything and love is built in shadows of doubt. With blood, persuading's the only way out. Only love can stop the blood. Will we ever blindly love? Will we ever blindly love? Come i bambini. No, fortissimi, cioè vanno là a chiedere da mangiare alla gente. Pazzesco, non ci credo, bellissimo. D'altronde gli animali alla fine tutti uguali sono, no? Dove fanno meno fatica vanno, dove mangiano gratis vanno. Bellissime ragazze, guarda la Bianchi qua. Wow. Sempre bello Italia, sempre bello. Ci sono stato credo ormai una ventina di volte qui, però merita sempre sto posto. Occhio, adesso faccio vedere invece dove andavo a prendere il prosecchino io. Vieni. Un po' diverso, più su. Hanno aumentato notevolmente i tavolini. Porca miseria. Sì, io andavo sopra lì. Il bancomat accettano. Queste cose rurali col bancomat. No, da quando gli hanno fatto. Sì, da quando è successo il casino che hanno fatto mettere le macchinette, i prezzi sono triplicati. Beh, poi se devo stare dentro con le spese e pagare le tasse, cosa possono fare? No, ma per carità, ma. Sì, tanto alla fine, visto come lavorano? Il caffè qua adesso, ok? È pieno. Strapieno di gente, macchinette strapiene di cose, anche perché diciamo sono varie collinette e c'è gente ovunque, quindi è una specie di bar a 5 piani per capirci, no? Comunque io mi mettevo proprio qui, seduto per terra, dove ora ci sono i bidoni delle immondizie. Una volta non c'era tutta sta roba, una volta c'erano 2 tavolini di numero, te lo assicuro. Oddio, c'è anche la stufa adesso. Accesa. E qui ho le foto col CP sdraiato che ci prendevamo il prosecchino guardando le colline qua. No, comparte anche qua Marco. Ah, va. No.
Però guarda che bello, con la mascherina posso sorridere anche se sono sdentato. Quindi riflettevo, forse è un bel colpo duro anche per l'attività del dentista, perché la gente insomma può non curarsi più i denti che gli mancano eccetera, perché dice tanto la mascherina non li vede nessuno. Che figata, se non infrangiamo una regola al giorno non siamo contenti. Beh, diciamo che è diventato infinitamente più turistico, guarda, parcheggiatori all'entrata, all'ingresso, dentro, dappertutto. Hai sentito il capo? Vedi là, parcheggio 1, parcheggio 2, non vedi? E guarda, l'osteria ha parcheggi dislocati, vedi? In mezzo, così, in mezzo lungo le strade, incredibile. Cioè c'è scritto proprio parcheggio 1, osteria senza oste, parcheggio 2. Siamo ripassati qua a far vedere i sassi ai ragazzi e ora anche glieli presentiamo. Tizio, Caio, Sempronio, Mario, Beppi, Tony, Nane, Ugo, Osvaldo, Marco, Giorgio, Luigi, Napoleone, Cucciolo, Brontolo, Refrontolo, Nanolo, Pisolo, Spagbutile, a mossa famiglia, Suite, Blob. Quello delle carte di Alice nel Paese delle Meraviglie, Topolino, Mickey Mouse, Sassi, 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 e che forte, tanto figata. Suite arrabbiata, il baffo e vari ed eventuali, perché ne hai ancora io anche là lungo la strada. No, non posso presentarteli tutti, sono troppi. Guarda che bello, quando vieni nei posti devi apprezzare ste robe, guarda, vieni con me, apprezza. I fiorellini azzurri, de sto blu cobalto, tra l'altro, guarda che è azzurro proprio, Guarda, e statuette anche qua nelle abitazioni, guarda che bello, con l'ortensia, no? Quanto pallito! No, se robe culturali scientifiche che, come tu mi insegni, si chiama Hydrangea macrofila. Questa è la schimmia rubella, questa dovrebbe essere la crassula ovata, il cavo, il fiore ornamentale, come cacchio si chiamava, brassica oleracea, e i panni stesi a asciugare. E un bellissimo melograno nei suoi vestiti autunnali, guarda che splendore, ara che poesia, stupendo, stupendo, complimenti signora Pal Giardino qua, molto bello, molto ben tenuto, complimenti, veramente molto molto bello. Vuoi farti la pensione in Australia? No, mi In piace. mezzo a tutti le bisce, gli scorpioni, Aborigeni. in mezzo a tutte le meduse mortali, in mezzo anche al coso, quello che sembra tanto carino e simpatico, no? L'ornitorinco, no? In realtà pensa che alcune persone sono morte dal morso dell'ornitorinco perché lui in realtà non è velenoso, però Mangia cose velenose. diciamo che il suo veleno crea un dolore talmente forte che ti parte il cervello, cioè c'è gente che è morta dall'eccesso di dolore proprio, un po' come, no, il paradosso del sempre lì, visto che stiamo parlando dell'Australia, il drago di Komodo. Il drago di Komodo in realtà anche lui non è velenoso, però ha talmente tanti batteri nella bocca che quando ti morde, sì, esatto, come il CP è uguale, che ogni volta la gente non ci crede. Ti dico, il CP se ti morde o morde un cane fai un'infezione della Madonna, magari col CP ti salvi, col drago di Komodo meno. Eccolo. Oh, crazy. Oh, I love you, baby. You understand? Please for me. I love you. I love you like Fontaine del mondo. Vai Figari!